La memoria di un popolo serve a trasmettere alle generazioni future il ricordo della propria storia, delle tradizioni, anche degli orrori che le comunità hanno subito nel tempo e che la loro divulgazione ai giovani serve a non inculcare nei loro ideali i concetti devianti che li hanno prodotti. Secondo Cesare Pavese, diversamente, quando un popolo non ha più senso vitale del suo passato, si spegne. La vitalità creatrice è fatta di una riserva di passato. Si diventa creatori anche noi quando si ha un passato. La giovinezza dei popoli è una ricca vecchiaia. Le parole scritte dal letterato piemontese, naturalmente, si riferivano all'importanza di tenere vivo il ricordo in merito all'olocausto degli ebrei sterminati dal regime nazista. Nostro malgrado, dobbiamo segnalare un singolare episodio accaduto ieri a Favara e che non fa onore a quanti negli anni hanno cercato di tenere alta l'attenzione sul sindaco Gaetano Guarino. Il 65° anniversario del suo assassinio è caduto nel dimenticatoio assoluto delle istituzioni locali, ad eccezione della nostra redazione che lo ha voluto ricordare. Se la nostra memoria non ci inganna, mai si era verificato che a Favara non si celebrasse l'anniversario della sua morte. Ogni anno l'amministrazione comunale ha sempre deposto un mazzo di fiori sul luogo dell'omicidio, ovvero in Vicolo della Musica, nei pressi dell'incrocio tra via Vittorio Emanuele e via Umberto. Quest'anno invece, molto probabilmente, i fervori di un'improvvisa campagna elettorale hanno preso il sopravvento rispetto ad un tema che invece meriterebbe maggiore attenzione, cosa che purtroppo non è avvenuta. E se il motivo del non ricordo potrebbe essere palesato da qualcuno dalla mancanza di un'amministrazione comunale, noi diciamo che nonostante l'assenza provvisoria del governo, anche se abbiamo un commissario straordinario che dovrebbe rappresentare la città, il mancato ricordo di Guarino è un fatto grave che speriamo possa essere quantomeno tamponato nei giorni prossimi.